La Juventus ha iniziato le procedure necessarie alla ripresa degli allenamenti in campo. Al J-Medical di Torino si sono succeduti diversi giocatori bianconeri per sottoporsi ai tamponi per coronavirus e alle visite mediche di rito. I primi ad aver sostenuto gli esami medici sono stati Bernardeschi, Quadrado, Pinsoglio, Bonucci e Ramsey. Nei prossimi giorni gli stessi test verranno fatti sugli altri calciatori della rosa, inclusi quelli che devono ancora rientrare a Torino dopo aver trascorso le ultime settimane all'estero. Ma la vecchia signora non è l'unica società. Praticamente tutti i club della massima serie si stanno muovendo in vista della ripresa degli allenamenti. Il calcio si trova in un momento delicato, da un lato la minaccia dello stop ai campionati con le perdite economiche che ne deriverebbero e dall'altro qualche debole segnale di speranza come la ripresa degli allenamenti. In questo clima di generale incertezza si levano voci sia pessimistiche che ottimistiche e tra queste ultime sembra esserci anche l'avvocato Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, che ha dichiarato: dobbiamo essere contenti perché vediamo già i calciatori in campo per gli allenamenti, anche se ora in forma solo individuale. Si tratta di un segnale che ci fa ben sperare per il futuro. Il Napoli, così come altre società, ha già preso le precauzioni affinché sia tutto messo in sicurezza per i calciatori. Tutto però avrà un senso se il campionato ricomincerà. L'avvocato Grassani ha poi concluso: il percorso è ancora lungo. Il Napoli sta facendo degli sforzi immani per riprendere, così come gli altri club. Se il Milan vorrà ingaggiare il tecnico Ralf Rangnick per la prossima stagione, dovrà assecondarlo per quanto riguarda il potere decisionale. Questo quanto filtra anche delle parole dell'allenatore che in più di un'occasione ha ribadito di voler avere una certa influenza sulle sue scelte, insomma avere carta bianca. Difficile quindi una convivenza con persone chiave come l'attuale DT Paolo Maldini e uomini forti nello spogliatoio come Zlatan Ibrahimovic. Se nel Milan del futuro i due non saranno confermati, ecco quindi che la possibilità di avere Rangnick si rafforza. Del resto, lo stesso amministratore delegato del Milan, Gazidis, sta valorizzando le figure di Hendrik Almstadt come nuovo direttore sportivo e Jeffrey Moncada come capo scout. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ne è sicuro. Neymar è pronto a tutto per tornare a Barcellona. Secondo la testata, il 28enne sarebbe disposto ad ignorare il lato economico pur di lasciare il Paris Saint-Germain per tornare tra i blaugrana. Mundo Deportivo infatti riferisce che il brasiliano, legato ai parigini fino al 2022, avrebbe rifiutato un prolungamento contrattuale che includeva un premio di rinnovo da 100 milioni di euro, bonus significativo che sarebbe andato a sommarsi al suo attuale ingaggio da circa 50 milioni a stagione. Si tratta di cifre da capogiro che però non hanno convinto Neymar a rimanere in Francia. Ora rimane da vedere cosa potrebbe offrirgli il suo Barça.